siamo anche gli armieri, i soldati, ex soldati. Sempre dovunque. Buonasera, io mi chiamo Roberto Pasqualotto e voglio porre alcune domande a mia cugina Graziella Pienara, figlia di Rina Noventa, e a suo figlio Charles Pienara. Partiamo con delle domande facili. Charles, dall'esperienza che hai avuto dell'Italia in queste visite che hai fatto, ci puoi dire quali sono le 5 cose più belle che ti hanno colpito dell'Italia? What are the 5 nicest things that that you have found in Italy? First of all, I think the family, and then the architecture, the buildings, the old buildings, the detail they put into the buildings over here is something you won't find anywhere else. Well, not in South Africa in any case. And that's something else? Ferraris. The nature over here reminds me of South Africa. That is very beautiful. So this opens the next question. What are the five nicest things that you would underline of South Africa? Quali sono le 5 cose più belle del Sudafrica? Well, okay, once again, the nature, the people, very friendly, same as in Italy. 5 things. The rugby, that's very good, and the cricket. The weather, it's better than in England. Yeah. Ok. Possiamo fare un piccolo break, 2 secondi, un stop? Okay. Okay. I just quickly translate what Charles said. That in Italy, the things that most struck him, scusate, le cose che più lo hanno colpito sono la famiglia e l'architettura, una ricchezza nel patrimonio culturale architettonico che lo ha decisamente meravigliato. Poi la Ferrari e la natura che gli ricorda anche le bellezze della natura in Sudafrica. E questo ha aperto un po' le strade per la seconda domanda, che era quali sono le 5 cose che più lo hanno colpito in Sudafrica, lo colpiscono vuole sottolineare del Sudafrica, e questi sono decisamente la natura, la famiglia, e una cosa che lo appassiona moltissimo è il rugby, che è anche uno dei motivi che lo ha portato ad andare in giro per il mondo. Introduco la prossima domanda, che Aspetta un attimo. Dai, via. che immagine avete in Sudafrica dell'Italia, e questa corrisponde a quello che tu hai visto qui? What is the image of Italy that you have in South Africa, and does this correspond to what you have seen here? Yes. Before I came over, you always see that if you think about Italy, you think about Rome in the olden days. You see the history of it, the Roman history. You always have in the back of your mind the Colosseum and all that. Quando uno pensa all'Italia, pensa soprattutto a quella che è la storia dell'Italia, l'Italia di altri tempi, la storia romana dell'Italia. What I didn't expect was that it's so much. I find it, because I live in England, I find it so much alike South Africa. The way the people are very friendly,
unlike, more friendly than in England, and the nature and everything, plants and things that you can't get in England, you get in South Africa and over here. La cosa che più colpisce è che quando uno poi effettivamente mette i piedi in Italia è che c'è una cultura, soprattutto una cultura della famiglia e un'apertura verso la gente che è molto vicina a quella che è la cultura del Sudafrica, più di quella che si può incontrare nei paesi anglosassoni, nei paesi del nord Europa come l'Inghilterra per esempio. Ok, knowing that I come to faccio la domanda in italiano, sapere che durante il conflitto della seconda guerra mondiale Graziella, tua madre, è stata accolta da una famiglia di Saletto, di Vigo d'Arzere e dall'intera comunità del paese